Commenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto. Le truppe naziste soffocano la rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia. Oggi parleremo di questo. In Austria, dove si è appena votato per le presidenziali, e in Germania, dove è in corso una importante campagna elettorale, tornano a fiorire siti e luoghi di discussione nell'ambito dei quali si parla anche dell'Olocausto e si tenta molto spesso di negare sia la portata sia l'effettiva veridicità di ciò che è accaduto. Ebbene, vale la pena ricordare in occasioni come quelle di questo anniversario questa cifra: 60.000 persone uccise o deportate in una sola città. Basta moltiplicare questo episodio per tutti gli altri che si sono susseguiti in Europa e nel resto del mondo per dire che la Shoah non è una finzione, non è un'invenzione e sarebbe un peccato mortale per noi cercare di sminuirla.